Eccoci qua, oggi si preannuncia una giornata interessante. Siamo a Ratece o Ratece, è il primo paese dopo il valico di Fusine. Siamo venuti fin qui per fare una ciaspolata. Dovevamo parcheggiare in Italia, ma il parcheggio è sommerso dalla neve. Quindi siamo venuti fino in paese, abbiamo trovato un posto. Adesso abbiamo messo le ciaspole in questo tratto di bosco che è un po' più riparato perché appena si esce nevica tantissimo, una roba incredibile. L'idea di oggi era andare sul monte Tre Confini, dove per l'appunto si incrociano i confini di Italia, Austria e Slovenia, ma poi abbiamo ridimensionato il giro fino al bivacco senza confini, che è un bivacchetto che è un po' più sotto della cima. Ma adesso non sappiamo bene se ci arriveremo, perché sta nevicando tantissimo, c'è un sacco di neve, probabilmente nessuno ha battuto traccia. Intanto andiamo, vediamo dove riusciamo ad arrivare e in caso, se ce la facciamo, andiamo a farci un bel pranzetto in bivacco sotto una bellissima nevicata. Siamo circa ad un'ora di cammino, circa sui 1000 metri, e la neve ovviamente aumenta. Saremo, io credo, e non penso proprio di sbagliarmi, sul mezzo metro, quasi tutta fresca. Per fortuna c'è una semitraccia, sono già passate delle persone, probabilmente non oggi, con gli sci, e poi è passata gente camminando, sono passati anche due ragazzi, quindi non c'è mezzo metro da battere, c'è una semitraccia per cui diciamo che si sale abbastanza agilmente. Mi sa che senza questa traccia saremmo già tornati indietro, perché veramente c'è una quantità di neve assurda per essere il 5 dicembre. Ora abbiamo passato già un bivio, dobbiamo arrivare ad un altro, vediamo quanto stiamo, perché ovviamente stiamo salendo, non dico piano, ma insomma si fa fatica, quindi non è ancora detto che riusciamo a raggiungere il bivacco. In caso abbiamo visto un paio di casette nei prati qui intorno, qualcuna anche la tettoia, eventualmente ci piazziamo lì sotto, tanto ho portato il fornellino ed eventualmente il risotto ce lo facciamo col gas. Allora, abbiamo abbandonato la strada, quella praticamente dovrebbe arrivare a un rifugio sloveno, e abbiamo intrapreso un traverso che ci riporterà in Italia e verso il bivacco. Qui nessuno è passato, quindi la situazione è questa. Si va giù bene, in qualche punto la neve tiene un po' di più, tipo qua adesso sotto gli alberi si va un po' meglio, ma in alcuni punti sono andato sotto fino al ginocchio anche con le ciaspole. La neve è abbastanza leggera, fa freddo, praticamente nevica quasi a pallini, quindi non è bagnata, non è pesante, e diciamo che si va abbastanza bene. Ho fatto ciaspolate dove c'era meno neve e si faceva più fatica perché la neve era molto più bagnata, quindi adesso batto io un po', dopo magari batte un po' di traccia anche Nicola e dovremmo riuscire. Vediamo, tra l'altro adesso facciamo un conto, vediamo quanto stiamo a fare. 50 metri di dislivello, ne dobbiamo fare circa 100-110, quindi in base a quanto stiamo a farne 50 poi vediamo se arriviamo al bivacco in un tempo ragionevole oppure lasciamo perdere.
Siamo arrivati al bivacco, ce l'abbiamo fatta, è stata dura, gli ultimi metri sono stati proprio sudati, continua a nevicare, anche abbastanza bene, e c'è tantissima neve, cioè, guarda qui che tassa di neve, no, davvero non credevo così tanta. E poi anche il problema è stato che appunto l'ultimo chilometro, mezzo chilometro era proprio da battere tutta. Purtroppo qui dentro il bivacco c'è una finestra ma è avvitata, cioè ha messo le viti e le assi, quindi non si può aprire. Adesso teniamo un po' aperta la porta, poi non so, abbiamo una torcia, vediamo perché è un po' scuro. Abbiamo messo su il risotto Knorr. Cosa ne pensi, Matteo, di questo risotto? Vale la pena o solo scotti? Faccelo sapere nei commenti. E poi abbiamo acceso il fuoco, adesso spero si veda. Per il risotto ho portato il gas, in quanto non ero proprio sicuro di arrivare fino a qui. E invece la stufetta, adesso c'è la stufa, c'era un po' di legna dentro, ce n'è anche già fuori. Boh, adesso insomma un po', vediamo se riusciamo a scaldare un po' l'ambiente, ad asciugare un po' i vestiti, e intanto mangiamo e poi ripartiamo. Allora, questo è il bivacco senza confini, è qua diciamo alle pendici del monte Tre Confini. Sulla porta ci sono le 3 bandiere nazionali. Questo deve essere un bivacco, non so se è di chi lo gestisce, però è tutto scritto in 3 lingue. Qui c'è una bellissima vetrinetta con bicchieri Coca-Cola, bicchieri da birra, da vino, sciottini per grappe. C'è una bella radio qua su, un ermellino. E poi qua c'è una porta con delle vivande che non abbiamo ancora aperto. Adesso vedremo cosa c'è dentro. Un orologio funzionante, una lanterna. Ci sono 2 brande, non ci sono materassi. Sedie varie, pentolame, una cucina a gas. Probabilmente qui dietro questa parete c'è si accede dall'esterno, c'è una stanza chiusa col lucchetto, forse dietro c'è il gas anche, una bombola. E qui abbiamo una cucina economica con forno, questi 2 forni, poi qua c'è la presa d'aria, la bocchetta per la cenere, piastrellato, sembra tipo maiolica, molto figo. E qua le spezie e il portascotex. Questo è il bivacco e questo è il panorama. Bene, salutiamo il bivacco senza confini. Abbiamo richiuso tutto, messo via, pulito, e adesso ripartiamo. Non ha smesso di nevicare un minuto, anzi mi pare, così a occhio, mi sembra che l'intensità sia rimasta lo stesso, ma è calato un po' l'aria e fiocca più lentamente. È una figata pazzesca. Io penso di non aver mai fatto una ciaspolata in queste condizioni, nemmeno l'anno scorso allo Zacchi. Cioè, gli alberi sono carichi da far schifo. Guarda quanta neve che c'è sul tetto del bivacco. Assurdo, fantastico. È quasi un peccato andare via. La cosa figa sarebbe stata dormire qua. Domani mettono bello con la neve, cioè non voglio nemmeno pensare, c'è tutta la notte così con la neve, poi domani mattina sole, cielo sereno e sti alberi carichissimi. Perché il lunedì bisogna andare a lavorare, io non l'ho mai capita, però così è. Quindi adesso ripartiamo, dovremo stare un'ora, poco più di un'ora in teoria, fin qui è un'oretta di camminata, e poi ovviamente con queste condizioni si è allungato, siamo stati 2 ore e un quarto per arrivare. Adesso immagino in discesa un'oretta e mezza penso, se non altro la traccia, la strada è già battuta, quindi si scende molto agevolmente. Stiamo scendendo anche abbastanza rapidamente,
Adesso siamo di nuovo, diciamo, in Slovenia, sulla traccia, quella che porta, la strada che porta a Ratece. Forse nevica, probabilmente nevica ancora più forte qua. Poi inizia a cadere la neve dagli alberi. Non so se perché c'è un po' di vento, è cambiata un po' la temperatura, ogni tanto vengono giù tipo delle valanghe dagli abeti o dagli altri alberi. È incredibile, è sempre più incredibile. È veramente, è proprio è come Narnia, come nel film, solo che nel film forse sono effetti speciali, qua è vero, è tutto vero. Per molti, quando piove, quando è brutto tempo, non bisogna uscire. In realtà, se si è equipaggiati e se si ha una certa esperienza, certe escursioni in determinate situazioni si possono fare tranquillamente. L'importante è sapere dove si va, sapere cosa si fa e farlo anche in maniera diciamo intelligente. Prima ci siamo dati un tempo di salita, in quanto se non riuscivamo a coprire quegli ultimi 100 metri in un tempo ragionevole veniva troppo tardi e quindi ci saremmo dilungati troppo col rischio di tornare col buio. Siamo arrivati al limite perché adesso arriveremo verso le 3:30, però abbiamo la torcia frontale, quindi anche in quel caso eventualmente non ci sarebbero problemi, anche perché siamo praticamente su una strada in cui c'è anche già la traccia di salita, quindi difficilissimo perdersi. Allora, mancherà circa una mezz'ora su per giù per tornare in paese, però faccio già il video di chiusura in quanto sono quasi le 4, la luce sta andando giù abbastanza rapidamente, quindi sfrutto la luce naturale per concludere il video. Bene, allora, in realtà mancano 10 minuti, siamo quasi arrivati, abbiamo fatto un errore di valutazione, quindi ti lascio sotto in descrizione la traccia e ti lascio anche un link di Supermonti FVG che hanno fatto il giro che volevamo fare in principio, quindi l'anello. Altrimenti in una situazione così con neve secondo me è molto bello, anche solo andare semplicemente al bivacchetto per mangiarsi una roba. Adesso ci facciamo gli ultimi 10 minuti di sentiero e ritorniamo, speriamo di tornare a casa visto tutta sta neve qua, che non ci abbiano chiuso il confine. Quindi ti ricordo di guardare sotto e ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Da quando siamo partiti a quando siamo tornati. Oddio, è durissimo. Ti porta a fare un bel giro sulla neve. Cheat.